Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale, in questo nuovo video, nuovo percorso che farò oggi, che sarà veramente incredibile. Allora, partiamo da Bassano del Grappa, come avete ben visto già dalle immagini precedenti. Il tempo è un po' nuvoloso, però diciamo che rispetto al caldo afoso dei giorni scorsi si sta veramente bene per fare una bella pedalata. Allora, partiremo, come dicevo, da Bassano del Grappa, che è stato un punto di partenza memorabile per un sacco di tracce che ho fatto. Diciamo che replichiamo per una prima parte sulla ciclabile della Valsugana, replichiamo alcune tracce già fatte e poi non voglio spoilerare nulla, anche se alla fine avete già intravisto qualcosina, insomma, con le riprese aeree. Bene, il giro sarà circa di 120 km con 1800 di dislivello e speriamo che il tempo tenga, perché è fresco sì, però è abbastanza nuvoloso, dunque incrociamo le dita. Bene, montiamo in sella e partiamo. Siamo arrivati a Valstagna, dunque abbiamo fatto un misto tra asfalto e sterrato. Adesso siamo arrivati a questo punto. Allora, fatta e rifatta questo percorso, però comunque sempre il suo fascino. Al 26esimo chilometro abbiamo lasciato la ciclabile della Val Brenta con tutti i suoi paesi. Non sono andato lì nel dettaglio a fermarmi eccetera. Vi lascio qui sopra il link comunque di tutta la ciclabile che poi prosegue. Allora, mentre l'anno scorso poi abbiamo proseguito e siamo andati verso Enego Asiago, anzi diciamo che verso l'autunno inoltrato, anche faceva abbastanza freddo. Questa volta abbiamo, dopo quel ponte che avete visto, abbiamo svoltato a destra e adesso ci dirigiamo al lago del Corlo. E sarà comunque una breve salita, impegnativa, ma comunque nulla di impossibile. Seguitemi e godetevi lo spettacolo. E qui si sale, si fa salita. Dunque le pendenze sono abbastanza agevoli, insomma, dai, nulla di complesso. Ci manca ancora circa 1,10 km per concludere questa salita e poi dovremo arrivare al lago del Corlo, che è praticamente un lago sbarrato, una diga, lo sbarramento del torrente Cismon. Allora, questa salita che si svolge su strada secondaria, anzi diciamo che è una ciclabile, perché alla fine qui macchine non ce ne possono essere, perché comunque la strada all'inizio è sbarrata. Allora, prima, a parte diciamo i primi due tornanti che hanno pendenze insomma del 10-11%, il resto si attesta tutto al 6%, dunque nulla di difficile. Si dice questa faticata per andare a vedere un bellissimo lago.
arrivati al 30° chilometro, siamo arrivati al lago del Corlo, che praticamente è un lago artificiale, dunque con la sua diga. Diciamo che questo lago artificiale è stato creato con lo sbarramento del torrente Cismon nel 1954, dunque l'epoca praticamente del Vajont, dunque delle grandi dighe che sono state, diciamo, fatte qui in zone. Adesso cosa facciamo? Adesso riprendiamo il percorso e andiamo a fare un altro lago, dai. Siamo Rocca d'Arcier con il lago del Corlo e adesso andiamo verso Fonzaso. Adesso stiamo facciamo un po' di sterretino oggi anche, perché la maggior parte, diciamo, del percorso è su asfalto, però insomma ho fatto anche alcuni tratti sterrati, Dai, state con me. Ho trovato questo sterratino che veramente è meraviglioso, poi anche sotto gli alberi, dunque si sta belli freschi. Guardate che bello. Bene, dai, godiamocelo. E tra un po' tra un po' si arriverà a Fonzaso e poi non voglio spoilerare nulla, lo vedrete solo continuando a guardare il video, ovviamente. Comunque sarà un'altra meraviglia, Al 42° chilometro ci siamo fermati qui a Fonzaso, che è proprio caratteristico paese prealpino, diciamo, con il bar centrale, con la biblioteca civica, diciamo che quel poco c'è, insomma, ecco. E ci siamo anche fermati per ricaricare le borracce, perché adesso ci aspetta una salita un po' impegnativa, insomma, per raggiungere un posto incantevole, come vi ho detto. Però non vi anticipo ancora nulla, però tra un po' lo scoprirete. Bene, dai che montiamo insieme, andiamo. Questo percorso prevede anche una doccia naturale, dove con questo caldo ci sta tutta. Diciamo che è una strada in cui le macchine qui non passano assolutamente, a meno che ovviamente non chiudono gallerie per manutenzione, dunque fanno transitare i veicoli su questa strada. Però adesso è completamente deserta, si viaggia veramente da Dio. Qui siamo sulle pendici del Monte Avena. Il lago di Senaiga è un bacino artificiale nel comune di Lamon. È stato realizzato per lo sfruttamento idroelettrico delle acque dell'omonimo torrente, costruendo una diga alta 68 metri completata nel 1954. A seguito della sua costruzione e del riempimento del bacino, venne allagata la strada che collegava le frazioni Ronche e Piei ai pascoli di Prese. Per permettere ai locali di spostarsi tra i due versanti, venne costruita una passerella in metallo, oggi visitata da centinaia di persone. Dopo il fantastico lago di Senaiga, adesso dobbiamo affrontare una salita abbastanza impegnativa per 12 km circa. E siamo arrivati adesso, anzi dovremmo raggiungere il centro di Arina per poi proseguire e arrivare a Casteltesino circa, più o meno. Sarà, diciamo, l'ultima, diciamo, salita di questa giornata,
che si è anche aperta, il sole scalda, però diciamo che non è così umido e dunque si sta anche abbastanza bene e anche sopportabile il caldo, ecco. Bene, rimontiamo in selle e cominciamo a fare questa salitona. Sto affrontando un po' il pezzo più duro al 10, 11, 12%. Bella tosta salita, Dai, su con le gambe. Vabbè, qua siamo addirittura al 13. Dai che dicono che dopo la curva spiana, qua ne fate tante curve ma non spiana mai. Siamo ancora al 10%. Mancano ancora 3 km 62 di ascesa. Bella tosta, bella tosta. Allora qui effettivamente dopo la curva spiana. Oh, finalmente. Dunque abbiamo fatto tratti al 12-13%, massacranti veramente. Adesso siamo all'8. Adesso andiamo un po' a scendere, dai. Ah, finalmente. Siamo a quota 1010. 1010. Bene, dai. Mi mancano esattamente 150 metri, siamo al 7% e sono a quota 1177 di altitudine. Dai che ci manca poco e abbiamo finito le asperità di giornata. Allora, finita questa salita, abbiamo conclusa, sono stati 10 km abbastanza tosti, soprattutto nella parte centrale con picchi al 12-13%. Adesso faremo un falso piano, una discesa verso Castel Tesino. 73esimo chilometro. Abbiamo fatto una piccola deviazione perché in traccia comunque non l'avevo messo, però ho detto vabbè, visto che ci sono, mi fermo a Casteltesino per una motivazione diciamo di cuore, perché comunque io passavo le vacanze, penso un anno barra 2, l'ho passata qui con la mia famiglia ancora quando avevo 10 anni, dunque diciamo questo è il momento nostalgico. Riprendiamo la traccia e adesso faremo un po' di salita e poi di discesone fino a Grigno. Ragazzi, c'è proprio un momento nostalgico, praticamente su quella terrazza, diciamo, questo appartamento in primo piano, io ho passato diciamo delle vacanze con la mia famiglia, per cui veramente quasi mi scende la lacrimuccia, però insomma comunque sono stati veramente dei fantastici momenti belli passati, dove le vacanze non erano diciamo ogni anno, ma ogni 2-3 anni si andava in vacanza, dunque la si apprezzava ancora di più, nonostante anche fossimo qui vicino, ma sembrava di essere fuori dal mondo qui diciamo rispetto a casa, insomma. Bene, sospiro di liberazione e si riparte verso Grigno. E adesso giù in discesa. Siamo arrivati a Grigno, discesa molto tecnica di 8 km, cioè fantastica perché era tutto un curva contro curva con i tornanti, dunque mi sono veramente divertito un sacco, che andavo giù come una freccia veramente. E adesso da Grigno praticamente riprendiamo la ciclabile della Valsugana per tornare a Bassano.
Allora, questa ciclabile la Valsugana percorsa 1 miliardo di volte, ma ogni volta che la rifaccio a distanza di comunque di tanto tempo sembra quasi una novità, è sempre bella, è rilassante, è proprio fantastica. E adesso mi sono anche fermato al baretto tra Grigno e Primolano, ho bevuto un caffettino, un altro caffè tra l'altro, e basta, ci vola insomma. Comunque veramente sono entusiasta di questa traccia, è stata veramente molto bella, faticosa comunque, perché la salita c'è stato dei tratti che erano veramente forti, dunque poi facendo salita da parecchio tempo non è stato così facile insomma, però sono soddisfatto di come è andata insomma. Bene, proseguiamo. Allora lasciamo e salutiamo il Trentino per tornare in Veneto. Qui sono uscito dalla ciclabile della Valsugana perché purtroppo c'è un tratto interrotto da Cadutamassi, ma è da troppo tempo che purtroppo questo pezzo di ciclabile è chiusa, ed è un vero peccato. La fatalità è sulla parte veneta, mentre la parte trentina la ciclabile è perfetta. Quando la sistemiamo sta parte, Regione Veneto, battiamo un colpo. Siamo a Piovega di Sotto, ci manca poco per arrivare a Bassano. Praticamente adesso incontreremo il ponte che questa mattina abbiamo attraversato per poi andare al lago del Corlo. Dunque chiudiamo l'anello al ponte e poi lo chiudiamo in maniera definitiva a Bassano, dove sono partito questa mattina. Allora, questa Sasso Stefani dovrebbe essere l'ultima salitina, l'ultimo strappetto. Siamo tornati a Valstagna. Allora ci manca poco per arrivare alla base, facciamo una piccola deviazione qui per il Po del Grappa, prendiamo la ciclabile del Grappa. Si chiude qui l'anello di un giro veramente entusiasmante. I 2 laghi ovviamente sono una meraviglia, andate a visitarli. Il giro si chiude con 120 km con 1850 di dislivello circa. Bene, con questo chiudiamo il video. Vi ricordo però di iscrivervi al mio canale, di mettere mi piace, mettere la campanella così vi avvisa per i prossimi video. Visitate anche i miei profili Instagram e Facebook, non solo Gravelando. Bene ragazzi, ci cambiamo e torniamo a casa. Alla prossima, ciao!